Un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici, eccoci con l'edizione delle 12:30 del nostro telegiornale regionale. In un terribile incidente stradale accaduto ieri sera lungo la tangenziale ovest di Udine, in comune di Martignacco, ha perso la vita un uomo di 83 anni di Casarsa della Delizia, Bruno Sclippa, mentre un 47enne è rimasto gravemente ferito. Lo schianto frontale si è verificato attorno alle 19:30, la vittima viaggiava in direzione Pordenone a bordo di una 600 che per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri si è scontrata con la Skoda del 47enne che procedeva nella direzione opposta. Dopo l'incidente la 600 è finita nel fossato lungo la strada ribaltata. Immediata la richiesta di aiuto al 112 sul posto, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica, nulla da fare per l'83enne che sarebbe morto sul colpo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Udine per liberare il conducente della Skoda rimasto bloccato nell'abitacolo. È stato stabilizzato sul posto e poi portato in condizioni molto gravi all'ospedale di Udine. L'incidente mortale è avvenuto in un punto critico della tangenziale dove non c'è divisione fisica tra le due opposte corsie di marcia. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Tavagnacco, Moreno Liruti. Un tratto di strada assolutamente pericoloso, un tratto che è di competenza non del comune di Tavagnacco ma di FVG Strade. I grossi temi lì sono rappresentati dalla velocità. I limiti sono 90 e 70 in alcuni tratti, ma pochi automobilisti li rispettano francamente. E l'altro tema è quello della svolta a sinistra, cioè del non rispetto della doppia linea, che dovrebbe essere considerata come una barriera fisica, assolutamente. Invece gli automobilisti, per risparmiare tempo un piccolo tratto di strada, svoltano a sinistra superando la doppia striscia e lì si originano parecchi incidenti. Quale potrebbe essere una soluzione favorevole all'impedimento di questi incidenti? L'unico sistema per controllare la velocità è il controllo da remoto e quindi praticamente porre degli autovelox, però questo è un tema che deve essere in qualche modo affrontato e gestito dalla prefettura perché non è di nostra competenza. Guidava 24 km/h oltre i limiti di legge, per giunta con un tasso alcolemico di 1,12 grammi per litro anziché 0, come previsto per gli autotrasportatori. Sabato scorso, quello che è stato definito come un vero e proprio pericolo per la sicurezza degli utenti autostradali è stato fermato dalla polizia stradale di Amaro lungo l'A23. Il camion era stato notato superare i limiti di velocità all'interno di una delle gallerie presenti tra Tarvisio e l'uscita di Carnia. Da qui il successivo alta parte degli agenti della Polstrada che hanno scortato il mezzo pesante fino allo svincolo d'uscita. Le successive verifiche hanno poi accertato entrambe le violazioni. Per l'uomo, un 55enne di nazionalità lituana, sono così scattate la denuncia per guida in stato d'ebbrezza, una pesante multa e il contestuale ritiro della patente di guida. Il veicolo industriale, che trasportava circa 25 tonnellate di merci varie, è stato infine affidato ad una società di soccorso stradale in attesa della sua restituzione. Confindustria Udine questa mattina a Palazzo Toriani ha tenuto un incontro per presentare il bilancio di un anno di mandato, presentando i prossimi passi dell'ente Confindustriale. A parlare il presidente di Confindustria Udine e del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti. Dovremmo lavorare in regione e anche con Roma, oggi c'è un governo, per aggiornare i termini dell'immigrazione anche di personale specializzato. Oggi se uno è laureato può prendere la residenza, può essere immigrato velocemente, se è un saldatore specializzato no, se è un edile specializzato nemmeno. La Germania, come ho detto l'altra volta, ha aggiornato la legislazione e un saldatore o un edile specializzato in Siria o in Egitto o ovunque automaticamente gli viene riconosciuta la stessa specializzazione in Germania. Sembra una sciocchezza, ma non lo è. Oggi dobbiamo affrontare un tema di manodopera tecnica specializzata e non che esiste e l'unico mezzo è l'immigrazione organizzata. Mentre stiamo discutendo molto di un altro tipo di immigrazione che va anche questa tutelata, ma ci servono collaboratori specializzati. Le start-up, si sente parlare di start-up,
tutti parliamo di start-up, le nostre speranze del futuro sono appoggiate sulle start-up, però non ho ancora capito bene come si finanziano. Da questa presentazione dell'idea alla sua presentazione alla finanza, chiamiamola, e la fattibilità, un'idea di fattibilità nel mercato della start-up va un momentino perfezionata, supportata e poi eventualmente anche le idee migliori finanziate costruttivamente per fare, perché altrimenti non se ne esce fuori, rimane uno slogan e basta. Per concludere, il rapporto con la scuola diffusamente è stato menzionato. Prima della scuola ci vuole l'orientamento, la collaborazione scuola-imprese, una conoscenza reciproca, come abbiamo detto altre volte, permette ai ragazzi di individuare meglio dove possono esprimere i propri talenti, perché ognuno ha dei talenti, dall'altra parte la stessa cosa l'interfaccia l'azienda, che può individuare anche possibili, per le loro caratteristiche, possibili collaboratori di cui ha bisogno. Presentati questa mattina a Trieste i dati congiunturali sul commercio. L'estate ha trainato il settore, ma nelle ultime settimane il caro bollette ha iniziato a pesare. I commercianti non hanno comunque aumentato i prezzi a fronte dei rincari. In questo momento com'è il bilancio? Un bilancio più con luci o più con ombre? Ma guardate, con la pandemia eravamo in un tunnel e aspettavamo di vedere la luce. La luce è poi arrivata e adesso diciamo ritorna la penombra. Le condizioni sono di tematiche che trovano la loro soluzione a livello internazionale, quindi poco può fare, nulla può fare a livello regionale, nonostante molti interventi siano stati fatti. Abbiamo visto che la gran parte dei costi delle materie prime, della produzione, non è stata trasferita al consumatore, ma il terziario l'ha assorbita, chiaramente riducendo quelle che sono le proprie marginalità. Io mi auguro che soprattutto se si trova una via di uscita sui grandi temi internazionali, che sono soprattutto quello della guerra e quello dei temi energetici, poi dovremo ritornare non come nel passato, ma a delle condizioni più accettabili anche per le imprese del terziario. Un bando per l'assunzione di personale specifico, fondi di rotazione e una task force informativa. Questo quanto illustrato a Pordenone dall'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli per aiutare i comuni in tema di PNRR, con opere che in Friuli Venezia Giulia valgono 1.600 milioni. Nel pomeriggio stesso incontro con gli amministratori dell'area udinese. Assessore Zilli, oggi un confronto insieme ai sindaci del Friuli Occidentale per capire a che punto stiamo dal punto di vista del PNRR, quali sono le soluzioni messe in campo dalla Regione e qual è lo stato dell'arte. Sì, prosegue il nostro ciclo di incontri sul territorio, convinti di come questa sfida del piano nazionale debba essere vinta e possa essere vinta soltanto se c'è una collaborazione paritaria tra enti locali e Regione, e quindi la raccolta delle istanze, delle criticità e delle ulteriori potenzialità vengono rappresentate poi attraverso la cabina di regia regionale e la cabina di regia nazionale al governo. Le opere sono molteplici e riguardano soprattutto la parte infrastrutturale nonché la valorizzazione dei nostri paesi. In realtà l'importo è mastodontico, mai visto su questo territorio, perché stiamo discutendo di 1.600 milioni di euro e anche di più. Noi abbiamo messo a disposizione un pool di 26 esperti contrattualizzati dal Ministero che hanno proprio questo compito di andare a semplificare e ingegnerizzare tutte le procedure regionali. In questo si aggiunge anche una grande necessità di fare informazione, di dare sostegno ai comuni meno strutturati, soprattutto dal punto di vista del personale, e la Regione, per quanto può, sta mettendo a disposizione anche su questo fronte personale, tant'è che abbiamo aperto un bando dedicato con la possibilità di accedere per acquisire personale a tempo determinato proprio per la messa a terra delle risorse del Piano Nazionale per i nostri comuni. Confartigianato e Regione hanno organizzato un recruiting day dedicato alle aziende artigiane della Regione. 85 i posti messi a disposizione da 40 aziende del territorio, oggi la presentazione. Assessore, il recruiting day organizzato dalla Regione e da Confartigianato, 85 posti di lavoro per 40 imprese, numero importante.
Sono numeri importanti, ma sono numeri diversi da quelli delle grandi aziende. Sono un legame forte con la tradizione, con i grandi mestieri che hanno reso grande anche la nostra regione. Sono proprio la possibilità di una riflessione ulteriore sulle modalità di affiancamento delle piccole imprese artigiane con i giovani per la trasmissione dei saperi. Aperto al pubblico sabato scorso e sarà visitabile fino all'8 gennaio prossimo la mostra Fotografia come testimonianza Friuli 1980-2000, allestita alla chiesa di San Francesco. Gli scatti raccontano tra l'altro gli omicidi del mostro di Udine, la strage di Viale Ungheria, l'incendio della birreria Dormish, l'arresto del killer della Uno Bianca Tolmezzo, ma anche l'arrivo a Udine di Alberto Sordi, Monica Vitti, Papa Giovanni Paolo II e Zico. Dopo la mostra fotografica dello scorso anno sul ventennio del Friuli 1960-1980, l'ex chiesa di San Francesco di Udine è tornata alla ribalta per una nuova vetrina, nella fattispecie focalizzata sul ventennio successivo. Con titolo Fotografia come testimonianza Friuli 1980-2000, è aperta al pubblico sino all'8 gennaio 2023 grazie all'IRPAC, Istituto Regionale di Promozione ed Animazione Culturale. Oltre 50 le immagini corredate da filmati messi a disposizione dalla Cineteca del Friuli e dalle teche RAI, che documentano su diverse tematiche gli eventi che hanno tenuto banco nell'ultimo ventennio di secolo del Friuli, dalla cultura alla cronaca, dalle cerimonie ai personaggi ed altro, grazie ad un intenso lavoro di ricerca condiviso con diverse istituzioni pubbliche e private regionali, fotografi che hanno collaborato con le principali testate dei quotidiani negli anni presi in esame, oltre a un ricco catalogo fotografico con saggi di Claudio Domini, Paolo Medeossi e Dalvise Rampini. Una storia fra il 1980 e il 2000 è importantissima perché partiamo con i postumi, diciamo, del terremoto, quindi anche un'economia abbastanza florida, per dopo proseguire su tutta una situazione di altre cose. Nel 1977, per dire, ci sono le radio libere e private che hanno l'avvento, nel 1977 la televisione a colori, nel 1979 la nascita di Rai 3. Questo dal punto di vista della comunicazione anche di questa mostra cambia molto il modo di comunicare del fotogiornalismo. E quindi è una situazione che deve essere letta proprio con delle fotografie che non sono sempre perfette, belle, perché sono fotografie di cronaca molto sgranate, con inquadrature veloci, che però hanno un profondo significato. Abbiamo finito, noi adesso ci fermiamo, c'è la sigla, la pubblicità e poi ci rivediamo qui con A voi la linea, tra poco.